Intanto che il Ministro comunque non ha chiuso le porte a nessuno, nel senso Ghita in questo caso, nel senso che adesso si vedrà entro il 27 aprile e potrebbe succedere qualcosa, non lo sappiamo perché ormai anche il Ministro parla sempre al condizionale, si è scottato troppe volte, però non ha chiuso la porta a Ghita, quindi potrebbe anche avvenire, speriamo, un miracolo. E non ha chiuso la porta anche alle altre offerte, anche se sappiamo benissimo che non comprenderanno Porto Marghera. Ieri abbiamo portato a casa, non direi proprio un risultato, però quello che si poteva portare a casa. C'è questo discorso della cassa integrazione che dal 1° aprile probabilmente saremo tutti in CIGS, pur andando a lavorare, con un'integrazione che adesso deciderà la Regione Veneto per quanto riguarda un'integrazione salariale da andare a coprire, oltre alla cassa integrazione, appunto un di più, come lavori socialmente utili. Adesso questo è da vedere, bisogna vedere la Regione cosa ha intenzione di fare e come attuare questa cosa. E in più, nero su bianco, è stato messo che Porto Marghera rientra nell'area di crisi nazionale e questo vedremo cosa comporterà poi.